Buonasera e benvenuti all'edizione delle 19 del notiziario di prealpina.it. Si sono vissuti attimi di grande paura nella mattina di oggi in centro a Saronno per un settantenne che ha avuto un infarto e si è accasciato improvvisamente a terra. Tra i primi a intervenire è stato Mario Busnelli, uno dei responsabili della Onlus Saronno Point, che gli ha praticato un massaggio cardiaco ed è riuscito a far riprendere l'anziano, il quale pare versasse in condizioni estremamente critiche dopo essere caduto di faccia sull'asfalto e avere perso conoscenza a causa del malore. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza nel nosocomio saronnese. Il rapido intervento di primo soccorso è stato veramente provvidenziale. Tragedia invece a Varese. Il cadavere di una donna di 54 anni è stato ripescato dalle acque del lago alla Schiranna questa mattina. A segnalare al 112 quel corpo esanime vicino alla riva sono stati alcuni dei molti passanti. Sul posto, all'altezza di Via dei Prati, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Stando a un primo esame del medico legale, la donna, che pare soffrisse di crisi depressive e la cui scomparsa era stata segnalata da alcuni amici nel pomeriggio di ieri, sarebbe morta per annegamento. Tutti gli elementi raccolti dagli inquirenti fanno dunque pensare all'ipotesi del gesto estremo. E passiamo a una notizia più lieta. Oggi a Volandia è stata inaugurata l'esposizione del Fiat G91 delle frecce tricolori con cui la pattuglia acrobatica azzurra si è esibita fino al 1981. L'aereo, che era esposto fino a qualche mese fa in un museo di Seattle, ha poi trascorso alcuni mesi nelle sapienti mani dei volontari e degli studenti dell'Istituto Tecnico Maxwell di Milano per l'opera di pulitura e di lucidatura e ora rimesso nuovo arricchisce la collezione di Volandia. Mentre si attendono i soldi per la sua ristrutturazione, peggiora a Busto Arsizio la situazione del conventino. Il servizio di Angela Grassi con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Il tetto è molto compromesso, le impalcature impediscono che i calcinacci cadano sulle teste dei passanti. Le condizioni globali del conventino in via Matteotti, come mostrano le immagini realizzate anche con un drone, sono l'emblema di un degrado che peggiora da anni, da decenni. Il comune garantisce che almeno qui sarà rispettato il piano di rigenerazione urbana che aveva ottenuto finanziamenti lo scorso anno, 15 milioni di euro per 5 diversi edifici, compreso l'ex Borri. Dunque, dovranno nascere nella struttura che forma due diversi chiostri alloggi di housing sociale che possano accogliere famiglie e giovani coppie. Ma occorre fare in fretta perché gli edifici sono davvero in pessime condizioni. Se la vocazione è residenziale, l'assetto potrebbe risultare gradito al vicinato, però tutti chiedono di accelerare i tempi, perché attorno all'area si moltiplicano discariche abusive di rifiuti e l'incuria abbonda. E chiudiamo con lo sport. Domani sarà una domenica particolarmente ricca. Nel basket alle 20:45 la OJM sarà impegnata sul parquet di Brescia. Solo con una vittoria potrebbe prolungare all'ultima giornata di regular season il sogno di entrare nei playoff. Nel calcio invece la Pro Patria è impegnata a Lecco nella partita unica del primo turno dei playoff di C1. Calcio d'inizio con lo scomodo obbligo di vincere per passare il turno, perché per la peggiore classifica in regular season, in caso di pareggio o di sconfitta, ci sarà subito l'eliminazione. La partita inizierà alle 14:30. In Serie D invece alle 15, Varese e Legnano saranno a caccia della miglior posizione possibile nella griglia dei playoff. Terzultima giornata con i biancorossi impegnati a Casale e i Lilla che ospitano il Villa Valle. La Castellanzese è a caccia di punti salvezza ospitando lo Sporting Franciacorta, mentre non hanno molto da chiedere la Caronnese che ospiterà il Ligorna e l'Arcanotese che giocherà col Brusaporto in trasferta. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it tornerà alle 13 di lunedì 2 maggio. Buon primo maggio a tutti!